Allora ragazzi, mettiamola così, questa puntata di Di Mauro 24 doveva partire normale, molto sciolta, invece no, è arrivato Aurelio De Laurentiis, i tifosi sono impazziti, lui ha saltato al coro "Chi non salta Juventino è quello classico", è stato sommerso di palloni, oh no Fabio? De Laurentiis sommerso di palloni, li ha voluti autografare, sì. Pubblico in delirio. De Laurentiis scatenato, stasera ci sarà la presentazione, cioè ci sarà la serata by Made in Sud e speriamo che appunto magari annuncia qualche colpo. Guarda, non lo so, aspetta, non so se annuncerà qualche colpo, però di certo qui c'è lui. C'è un uomo coniglio. Un coniglio? No, un ciuccio. Un ciuccio Gennarigno, ferito ma arriva sempre primo. Piano piano in Coppa Sagliuto quest'anno, ma il ciuccio deve arrivare prima di tutti. Ma non è caldo? Non ho caldo, qua a Di Mauro si sta benissimo. È un clima meraviglioso, tanti saluti a Napoli, si muore di caldo. 24. Calcio Napoli 24, quest'anno lo scudetto dobbiamo portare a Napoli, perché quest'anno è l'anno buono, l'abbiamo detto anche al Presidente. L'anno scorso siamo arrivati terzi, l'anno prima secondo, come si dice a Napoli, Pulicinella, Carocchia, Sceletta Mogliere, quindi piano piano arriviamo primi in campionato. Questi sono i tifosi che d'altronde vengono a Di Mauro. Questo è il bello del calcio, e non è uno spot per la trasmissione dove c'è Gianluca Monti. L'hai visto nello spot? Madonna, quando palleggia, un quelle saluto doti. a Gianluca Monti, dove sei Monti, ci manchi. Monti ci manchi, però quel palleggio è inguardabile, devo essere sincero. Entriamo in tribuna stampa. Allora vediamo, entriamo in tribuna stampa, c'è il cameraman. Lì c'è Davide Mele, c'è Savio Panito, canale 8. Impegnatissimo. Io poi vorrei soffermarmi quest'oggi su una coppia di ragazze che è arrivata appunto ieri. E loro sono Valeria Grasso, scusatemi, posso un attimo disturbare, c'è una cosa importante, più di questa telefonata sicuramente. Questo è il trash di Calcio Napoli 24. Caspita, e perché poi sei venuto proprio da noi? Perché voi siete forse rappresentiamo il trash proprio per trash. eccellenza. No, invece noi cerchiamo di dare un tocco di classe. Ciao, sono la trash Napoli 24. Si vuole dare un po' di qualità, Fabio. Valeria, i tuoi programmi della settimana, come ci farai divertire? Ma guarda, allora, diciamo stiamo organizzando per lunedì sera questo spettacolo karaoke che non è stato inserito nel programma ufficiale dalla società sportiva Calcio Napoli, ma non so per quale motivo, però in effetti. Ma l'hai fatto tu? Ma no, diciamo che è più Italo Como questa. Ecco. Fabio, tu canti? No, canta Valeria. No, ma noi l'abbiamo okay, fatto, poi non so, forse i nostri ascoltatori, telespettatori, i nostri utenti, non so se lo sanno, ma noi abbiamo fatto anche dei duetti molto significativi. È vero? Acqua e sale, mi ricordo, Acqua e sale. Sì, Acqua e sale. Ma proprio se ce lo chiedono a gran voce, ci fanno l'applauso, lo possiamo riproporre. Acqua e sale, mi fai bere. Ecco, no, dopo questa io vi lascio perché sinceramente non ci tengo a sentire queste cose. Fabio, mi hai deluso un po', però dai. Ma guarda, no, Savarese ci ha copiato l'intervista. C'è Napoli.news che ci copia l'intervista al ciuccio del Napoli. Vabbè, ma capita. No, non la voglio nemmeno inquadrare, perché non va bene. cioè basta, ci sono un po' di tifosi però. Allora, lui è uno di quelli che ogni estate viene qua, spende i propri soldi, i propri risparmi per godersi le montagne e il calcio di Napoli. Sì. E alla fine il sole non c'è, quindi la cosa più importante Che cosa non c'è? il sole non c'è. Solo che posso dire. Francesco, Michu, Koulibaly, Poi Anderscarte e Berelal. Chi preferisci di questi 4 giocatori che il Napoli, tra quelli che ha preso? Mi fido di quello che fanno loro. Verevald, che ne dici? Questo è vero. il Verevald, terzino destro. Anderscare? Non li conosco. E allora sei incompetente. E non si vede che Non fai parte dello meriti, scouting del non Napoli. meriti questa intervista. Ma lo scouting del Napoli è sempre un passo avanti tutti. Sai una cosa che mi è piaciuta un sacco, Fabio? Questi sono i pupazzi gonfiabili che salutano come degli scemi. Facciamo una ripresa. Ce ne sono ben due e fanno la guardia a loro. Eccoli. Questa è una partita di calcio Baliglia addirittura a 11. Quante postazioni ci sono? 11, vabbè, finirà 1-0, dai. Comunque, vedi Fabio, allora io ho ci trovato sono un altro tanti personaggio. tifosi, Io ci sono vorrei tanti tifosi Claudio, qui. scusami, c'è un Dimmi. personaggio che vorrei. Possiamo
Calcio Napoli 24, lei conosce sicuramente da anni. Da Reggio Emilia comunque si può connettere e conoscere Calcio Napoli 24. Allora, domanda di mercato. Michu. Non lo vedo bene. Fuori uno. Koulibaly. Sì. Vedi bene. Gran bel difesa. Vedi bene. Van der Waal. No, ci vedo più Kramer. Sì. Più Kramer che Van der Waal. E Andeschi? Non è buono? E chi dovrebbe prendere il Napoli? Mascherano. Io avrei detto Andeschi. Ma io Mascherano perché c'è esperienza, anche perché a parte che c'ha 31 anni, ma c'è una grande esperienza, lo può usare sia come gioco difensivo che c'è. Vabbè. Insomma Andeschi abbiamo scartato. È una pista calda e lei la scarta. Sì. Noi ci fidiamo. Va benissimo così allora. Noi ci fidiamo. Senti, nessuno lo vuole questo, nessuno vuole Verevald, nessuno vuole Underscare. Ma chi è sta gente? Attenzione, lui li conoscerà sicuramente, Claudio. Tu dici? Sì. Andiamo a dire se c'è qualcun altro, perché alla fine, oltre ai altri colleghi che aspettano De Laurentiis, che non parlerà se non tra un paio d'ore per Made in Sud, devi considerare, Fabio, che noi tra poco dobbiamo finire perché i 9 minuti e mezzo di ieri del trash erano troppi, e considerando che siamo a 6 minuti e lui 16, noi dobbiamo trovare l'ultimo. Ti abbiamo visto prima chiamare a squarciagola Raffaele Auriemma per una fotografia, Sì. e ha interrotto Francesco Modugno che stava per fare il live su Sky. Ah, è quello pelato. Quello pelato. Esatto. Ma non datti già, perché voglio dire, non stai messo proprio, diciamo, meglio. Guarda, io mi posso anche mettere così e mi passa. Dai. Bellissimo, bellissimo. Allora, No, vieni con me, vieni. andiamo anche tu. Anche il mio collega, vieni. Facciamo un'intervista. La mettiamo qua in Calcio Napoli 24. Calcio Napoli 24. Olè. Eccolo qua. Eccoci Si vede qua. che ci conoscono, eccoli qui. Ci mettiamo vicino a Peppino. Peppino. Calcio Napoli 24. Intervista Non fa proprio niente. Peppi, mi raccomanda, Non fa niente. Allora, Ocio, Peppi, siediti facciamo qua e fa persona seria. un'intervista di mercato. Ok. intervista sull'erba peraltro, vediamola. Come vi pare questo Michu? Grandissimo giocatore. Sicuro? Tu dici. E Koulibaly? Koulibaly secondo me Koulibaly è è forte. un Mi difensore piace. centrale molto forte. Mi piace. Deve migliorare Ma un po' Michu- tatticamente, per però secondo ci me vuole proprio un è cane. molto bravo. Michu stavi dicendo? Per me ci può un cane. Eccola, che questa è squallida, questa Perché è ha fatto- squallida. No, sai ma- perché? Ho visto 4 tiri e ne ha sbagliati 5. Ah, vedi? Cosa ne dice Peppino? Peppino, che dice amici? Peppi. Ci mangiamo? Peppi, non è il no. caso mo, di fare queste cose qua davanti a tutti. Ma guarda là, Peppi. Peppi, guarda Peppi. qua. Guarda qua. Che ne dici di amici? Ci mangiamo fra due? Una roba accetta tutti quanti? Bravo. Ah, ecco qua. Ecco, dove il bacetto di Peppino. Napoli! Con Peppino. Sempre. Con Peppino, Allora, io Fabio, direi- aspetta Fabio, io devo essere sincero, non. Ok, abbiamo sforato, siamo a 8 minuti, però adesso lo chiudiamo, però. Che dirti, io credo che arrivare a far dare un bacio alla telecamera da un cane, Da un ciuccio, pure prima c'era anche il ciuccio. c'era anche il ciuccio, io penso che per stasera è tutto, però sai cosa ti dico? Che mi Che dici? tu mi hai rotto le scatole perché lo facciamo durare sempre troppo questo trash. Basta. Ragazzi, Peppino, il ciuccio, l'arrivo di Laurentiis, domani la prima amichevole. Queste ci sono anche i pupazzi che salutano come degli scemi, dai. Chissà se loro tifano Napoli.